Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nella piccola live splash del vostro Maretto Veneziano. Oggi parleremo dei tempi di realizzazione, dei tempi di entrata in esercizio, dei tempi di, come si suol dire, di lavoro, e di effetto, no? Di, di sviluppo di un lavoro magico che può essere un rito propiziatorio, una fattura nera, una maledizione e quant'altro. Ma prima di fare questo, il vostro benedetto veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube della nostra Ildegarda, al canale YouTube del vostro benedetto veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi social. Stiamo rilanciando il gruppo Face, Radionica, Radiestesia, Teologia ed Ermetismo. Siamo più di 1400 e se non ci sei ancora iscritto, i link sono sotto qui in descrizione. In più abbiamo il sito del capitano. Intervista, qui sotto il link in descrizione per raggiungerlo. Ci sono più di 20 ebook gratuiti che spiegano la radionica, radiostesia e anche degli ebook sempre gratuiti da scaricare che parlano di magia e vari riti operativi gratuiti. Poi abbiamo una sezione shop, ne hanno già scaricato 150.000 di ebook. Il vostro maledetto ha già regalato qualcosa all'umanità come più di 2 milioni di circuiti e quadranti radiostetici con tante spiegazioni. E in più in questo canale ci sono più di 1400 pillole di spiegazioni sul il campo esoterico. Bene, iniziamo un po' questa piccola pillola perché ci sono molte persone che mi contattano perché magari hanno visto dei fuochi d'artificio sui social o magari hanno telefonato a qualcuno o a qualcuna che faceva le carte e magari si improvvisa fra una pipatina, un bollito e un talk show alla TV del regime o un giochino su Face, no? Si improvvisa a fare riti operativi e le spara proprio. Allora, quando uno entra nel settore esoterico, la prima cosa che incomincia a vedere è che tutto costa. Lo ripeto, quando uno entra nel mondo esoterico, quello vero, quello importante, incomincia a vedere che tutto costa. Certamente a un certo livello, a una certa qualità, ci vuole tempo, denaro, energia, salute fisica, salute mentale, qualità animica e tante variabili insieme, no? Che creano il mago o l'esoterista in gamba. Chiaro, come mi diceva una grandissima leggenda, ci sono tre tipologie, quelli bravi e quelli un po' claudicanti. E quindi strada facendo il mago, il magus, l'esoterista, acquista sempre più abilità, riesce più spesso a comunicare con le entità e quant'altro. Più è bravo, chiaramente più riesce a salire. E però il problema cos'è? Che la gente, quelli da TikTok o da New Age o dalla serie Vogliamoci tutti bene o quelli delle paroline, l'assunto quantico, roba del genere, penso che basta comprare un libro, fra un bollito, una telenovela e robe del genere e le cose vengono fatte. Nella realtà, quando si entra sia come operatore, sia come cliente, come utente, ci si rende conto subito che al di là di queste cose che si leggono da fuochi d'artificio, chiaramente può esistere il colpo fortunato, come ho sempre spiegato, può esistere il karma, come ho sempre spiegato, ma ci sono delle variabili che non sono né karma né colpo fortunato, bisogna lavorare soldi. In altre parole, le piramidi non ne hanno fatto in 2 giorni, neanche la Torre Eiffel, e quindi bisogna lavorare sodo, perché quando si entra nel mondo delle energie sottili è come sparare nel vuoto se uno non ha le conoscenze giuste. E si devono usare ad esempio le fasi lunari per avere più energia al momento giusto e meno energia al momento giusto. Quando si inizia, ad esempio, io parlo del lato dell'esoterista, no? Quando uno entra nell'esoterismo, all'inizio arriva come un incendiario, no? Tutto motivato, pensando che la cosa sia facile. Dopo un po', quando inizi a operare, incominci a vedere che gli incominciano a mancare le energie, proprio come se andassi in fabbrica o in una miniera a lavorare sotto a 2000 metri sottoterra. Incominci a capire che quelle cose che aveva sentito o visto nei vari talk show oppure sui vari social, no? Della serie mi chiamo con un nome altosonante, roba del genere, sono tutte, insomma, lasciano il tempo che trovano, no? E poi si rendono conto che magari dopo un'operazione magica sono consumati, cioè si devono andare
a riposare perché è come se avesse investito un treno, proprio perché quando si opera non viene giù niente del cosmo gratis, bisogna sempre controbilanciare a livello psicofisico, psicoenergetico e psicologico. In altre parole, è un lavoraccio. E poi ci sono i costi altissimi, i costi del materiale, i costi del posto, i costi del tempio, insomma, tutte queste cose che vanno a sommarsi a questo lavoro, che tra l'altro per chi gli piace è il lavoro più bello del mondo, perché puoi aiutare le persone. Ma purtroppo quando le persone si avvicinano, penso che sia un lavoro proprio perché si è passati come un pendolo, no? Una volta se lo potevano permettere solo i re, gli imperatori, i faraoni, proprio perché era difficilissimo riuscire a fare una cosa del genere. Oggigiorno, no? Siamo passati dall'altra parte, tutti non sanno cosa fare, si alzano la mattina, si riciclano in un modo usato, sicuro, e si mettono a fare il veggente, il cartomante, roba del genere. E qui il problema è che la gente, ad esempio, quando raggiunge il maghetto, pensa che in 28 giorni si possa disfare e ricostruire il mondo. Nella realtà, quando viene fatta un'operazione, un rito propiziatorio, ci vogliono come minimo, ma io dico come minimo 9 mesi, e dopo si incomincia a vedere i risultati. Lo ripeto, 9 mesi, come la nascita di un bambino, è come buttare un seme sottoterra e lasciarlo germogliare. E non bisogna più pensare a niente. Certo che molte persone arrivano che oltre ad aver creato loro il guaio, non sanno che altri guai, magari faccio un esempio, o per un posto di lavoro o per una questione di cuore, non sanno che guai è anche l'altro e ci vengono a dire la metà della realtà, no? E si lavora su una metà della realtà molte volte e si aspettano in 28 giorni dei risultati che non potranno mai, mai, lo ripeto ancora, mai esistere proprio perché si va a lavorare in un campo che ci sono tantissime altre forze energetiche, non sono mica quelle del Marietto della Hildegard, ci sono montagne da spostare. Però una cosa è sicura, e qui lo dico e lo ripeto, quando un'operazione magica fatta bene viene lanciata, e lo ripeto, quando un'operazione magica fatta bene viene lanciata di protezione sull'attività, di protezione sul denaro, di protezione su qualsiasi cosa voi volete, alla fine arriverà a segno. Ci metterà un mese, dopo 9 mesi, 2 mesi, 3 mesi, 3 anni, ma alla fine andrà a segno. Io ho visto dei lavori lanciati eh, a 7 anni e sono arrivati a segno a 19 anni. Ci hanno messo praticamente quasi 11 anni ad arrivare a segno. Sembrava impossibile, no? Perché è una cosa veramente ed è arrivato a segno. Io ho visto lavori lanciati quando io avevo 14 anni, sono arrivati a segno dopo 20 anni, 28 anni addirittura. Perché quando viene lanciata, neanche chi la lancia riesce più a fermarla molte volte, se è fatta bene. Quindi, quando un'operazione magica, è vero, ritorno al discorso di prima, l'operatore del settore, l'operatore magico, deve avere un fisico eccezionale, una mente eccezionale, saper lavorare con le energie in un modo importante. Dal cielo non viene giù gratis, quindi ci vuole sempre uno scambio di energie. Per farvi solamente un esempio, una candela che sia operativa ci vuole un mese di preparazione. Lo ripeto, una candela che sia una candela per essere operativa ci vuole un mese di operazione per preparare una candela. Figuratevi il resto. La spada, gli incensi giusti, il cerchio, il tempio, la purificazione, la consacrazione, insomma, tutte queste cose qua, oltre alla conoscenza, la qualità animica e tutto questo, e più le energie fisiche e la salute mentale. Quindi capite che quando si entra in questi campi e vengo contattati da persone che non vogliono spendere niente, non avranno mai niente, proprio perché materialmente già i costi fissi sono così alti che una volta se lo potevano permettere solo gli imperatori, i faraoni, i presidenti di multinazionali e robe del genere, cosa che fanno ancora tutt'oggi. Quindi, cosa voglio dire con questo? Che quando un'operazione magica viene lanciata, se fatta bene, con tutti i crismi, con tutte le cose, va a segno di sicuro. Magari non ci mette 9 mesi, magari ci mette 3 anni, ma alla fine viene. Io ho visto operazioni lanciate che sembrava che era impossibile che arrivassero a segno, ma vanno a segno sempre. Anche se, infatti, alcune volte io le vedevo che
Mm. Sarebbero arrivate se, ad esempio, faccio un'idea. Io a 7 anni e mezzo ho visto che sarebbe arrivato a segno a uno che mi faceva della VUA a me quando io avrei avuto 26 anni. Lo ripeto bene, io a 7 anni e mezzo a uno gli ho detto guarda che a 26 anni tu andrai alla cassa a pagare il biglietto per quello che hai fatto. Lui pensava, perché era mister di quel periodo lì, di essere onnipotente, a 26 anni gli è arrivato il conto con gli interessi di praticamente 19 anni. Capite? Quando una cosa è lanciata, ma anche se la lancia un bambino di 7 anni, no? Se la sa fare, no? Perché carica, ce l'ha dentro, può farsela, capite? Andrà a segno. Quindi è vero che ci vuole tempo molte volte, ma quando uno fa fare da un bravo esoterista un'operazione o di slegamento o d'amore o sugli affari, su prestazione della ditta, alla fine andrà sempre a segno. Ci metterà il suo tempo, magari perché ci sono delle energie che quando si è iniziato il lavoro non si erano calcolate, ma alla fine il risultato si porterà sempre a casa. Mm? Invece, quando una persona è attaccata, perché ci sono molte persone che sono anche attaccate e non se ne rendono conto, ci sono molte persone che gli capita di tutto, no? Molte volte perché sono andati magari a abitare in posti che non erano secondo il loro karma, cioè nel senso hanno voluto magari un appartamento, faccio un esempio, un appartamento o un pagare poco, una casa costruita in un terreno malsano, no? Dove ci sono sotto delle frequenze, delle falde, insomma c'è sotto qualcosa, sotto quel terreno terribile e queste persone qui praticamente hanno contro, tra virgolette, chiamiamole maledizione, questa autofatturazione, perché in fondo se lo sono cercati loro quel posto lì. Oppure geni che sono nelle case o nelle scale. Io quante volte vado in palazzi, sento proprio delle presenze importanti che gli altri non sentono, ma io in quel palazzo lì mica ci andrei a abitare. Infatti ogni tanto qualcuno si ammazza, roba del genere. A me capita spesso capitava spesso di andare a trovare qualcuno e mi rendevo conto che la situazione. Una volta sono entrato in una casa di una committente che ho tremato per 2 ore, tremato proprio fisicamente perché sentivo delle forze terribili. Infatti poi quella committente mi ha detto che al piano di sopra si era fatto una buca a qualcuno. Mm? Bene, cari amici, grazie di avermi ascoltato fino a qui e vi raccomando, ogni sera alle 18:30 Manetto Veneziano su Bile Interattive gratuiti. Grazie, alla prossima, ciao.